Via questa puntata con Roby Visintin, vicepresidente dell'Unione Fincantieri Monfalcone. Chiedo scusa per il look, ma siamo in estate, fa caldo. E dove siamo, Roby? Siamo ai Caregoni, località estremamente positiva e piacevole della zona del Monfalconese, Golfo di Panzano, famoso per le navi bianche e anche per il Golfo D e anche per un po' per la squadra di calcio monfalconese. E finalmente sono riuscito a dire sì a questo invito speciale. Sei stato invitato qualche anno fa, ma dopo per varie peripezie, non ultimo quelle del tempo, ce l'abbiamo fatta oggi. Insomma, allora, meglio di così a tutto campo estate con il mare. Sigla. Tutto campo non sta mai caldo, tutto arrovigliato. A tutto campo c'è tutto l'anno fai. Tutto campo non sta mai caldo, tutto arrovigliato. A tutto campo c'è tutto l'anno fai. Eccoci qua amici di Tutto Campo Estate, avete visto che partenza insomma dal mare davvero. Io intanto sono tornato al chiosco 3 di Lignano, ma ai Caregoni dove ho aperto questa puntata clamorosa con Roby Visintin, che lo ringrazio per una giornata splendida. Proprio lui ho chiesto insomma, e torno per un attimo lì in mare in questa intervista particolare, proprio una breve clip. Gli ho chiesto insomma dove arriverà questa UFM, la sua UFM, lui che è il vicepresidente. Sentiamo. Devo essere sincero, io sono convinto di avere il più forte centrocampo dell'eccellenza. Spero che le mie parole vengano confermate dal campionato. Grande compagnia qua comunque. Assolutamente, sì. Anche se in tono un po' dimesso, perché purtroppo questa mattina il tempo non permetteva l'uscita e quindi abbiamo delle defezioni. Non c'è neanche il presidente, ma non ha il tuo fisico. E siccome dobbiamo dire Roby è sempre presente ai nostri eventi, allora è giusto che oggi ci sia tu in questa location speciale a dire dove arriverà il Monfalcone. Ci ha detto che sarà protagonista l'UFM. Ma è quello che noi ci auguriamo, cioè il protagonismo diciamo nell'ambito del campionato sicuramente è la parte sulla quale noi contiamo, perché essere protagonisti in eccellenza vuol dire anche essere seguiti dal nostro pubblico, che comunque ci ha seguito sempre anche in terza categoria, quindi da questo punto di vista siamo tranquilli di essere seguiti. Speriamo sicuramente di migliorare quello che è stata la nostra posizione dell'anno scorso, dal terzo posto, quindi secondo e primo non è che sarebbe male, ecco. Certo, noi adesso torniamo a casa con Roby Visintin, che è un grande esperto, uomo di mare, lo ringrazio, e dai Caregoni noi ci spostiamo. Lignano dov'è? Là? Di là. Là. Siamo rientrati, ecco qua è Lignano, noi siamo a Lignano Pineta Chiosco 3, dobbiamo cominciare a parlare con i nostri ospiti. Mi sposto per ancora un attimo, prima di andare con le interviste con gli ospiti che arrivano qua al Chiosco 3 Lignano Pineta. Dopo questo inizio particolare divertente, un'altra iniziativa divertente che abbiamo fatto quest'estate, ovvero il pranzo del Fanta Tutto Campo, il gioco che tornerà la prossima stagione. Era sconfitto Jacopo Puntin, vincitore degli ospiti, il presidente dell'Union Pasiano Ricky Gobbo. Abbiamo pranzato insieme alla Grigia Talmassons, abbiamo fatto una chiacchierata con lui. Siamo alla Grigia Talmassons, che ringraziamo perché abbiamo chiuso la nostra stagione del Fanta Tutto Campo vinto da Simone Fornasiere, che è qua con noi. Vedrete anche le immagini di Jacopo Puntin, che ha raccontato in questa puntata speciale, nella sua stagione da inviato, la sua sconfitta al Fanta Tutto Campo e la vittoria di Ricky Gobbo, presidente dell'Union Pasiano. Forse una delle vittorie più inutili della tua carriera. No dai, quest'anno ho vinto il campionato, ho vinto anche il Fantacalcio, quindi sono felicissimo di questa cosa, una scommessa molto simpatica. Difatti vi faccio i complimenti, perché comunque l'importante è sempre parlare di calcio. Sì, insomma, ci divertiamo, stiamo preparando le novità insieme a Simone e Jacopo. Jacopo terzo classificato, io secondo, quindi un posto totalmente inutile, non ospite oggi, e primo posto per Simone.
ma la verità è che alla fine Jacopo ha avuto un attimo di paura, vedrete il video su Facebook, ma alla fine siamo stati ospiti del Pilu, direttore sportivo del Tommezzo, la Grise a Talmassons. Quindi lo ringraziamo e approfittiamo per fare una chiacchierata estiva con le nostre trasmissioni. Presidente Gobbo, insomma mi pare che è una bella estate per voi. Un'estate calda. Caldissima. Noi siamo nuovi della categoria, dobbiamo rapportarci ed affrontarci con le altre squadre, puntiamo ovviamente a rafforzarci all'interno della categoria e poi se c'è da correre nel corso del campionato, come spero sarà, correremo insomma. Insomma, avete vinto lo scorso campionato, vi siete rinforzati, il nome ovviamente è forte, quello di Bolgan. Presidente, quando hai deciso di prendere Bolgan? Adesso diciamoci tutta la verità. Allora, Bolgan è una storia lunga, nel senso che è il primo anno che sono stato presidente dell'Unione Pasiano, lui è stato ceduto al Chions, il cartellino era del Pasiano, e il ragazzo mi ha colpito quella volta perché mi ha detto: Presidente, grazie che mi dà questa opportunità di giocare in eccellenza poi in Serie D, un giorno io e lei ce ne incontreremo, e così è stato. È un ragazzo che ho sempre seguito con entusiasmo, con piacere, e quest'anno c'erano le connessioni giuste perché lui tornasse a Pasiano. Ha fatto un grande campionato di eccellenza, ha dato manforte all'LME per vincere il campionato di eccellenza. Speriamo che quest'anno si ripeta per quello che ha fatto in eccellenza l'anno scorso. Ecco Presidente, vado diretto su una domanda. Ovviamente Bolgan è stato grande protagonista, ma ha chiuso il campionato acciaccato, è importante stia bene. Per quanto ne so io sta bene, ha avuto un po' di problemi di salute, si è curato, e quando ha finito di curarsi abbiamo chiuso l'accordo col Pasiano. Ci sono anche tanti altri bravi giocatori, la squadra è stata rinforzata, da capire perché secondo me ci saranno 8-10 squadre in promozione che lotteranno per i primi posti. E non dimentichiamo che il prossimo anno con la riforma l'eccellenza non sarà più a 18 squadre ma a 16, e quindi i posti per andare su si accorceranno, però sia lì che lottiamo, insomma, ecco, vediamo. È un campionato difficile, però la vostra è un'ambizione, no? Me lo dicevi un po' di tempo fa, Presidente, quello di arrivare prima o poi in eccellenza. Già provarci adesso? Allora, il programma della società era fra 2 anni l'eccellenza. È ovvio che per come sono fatto io, per la grinta che ha il sottoscritto e tutto lo staff, se c'è da correre quest'anno correremo, e se c'è la possibilità di andare in eccellenza ci andremo e onoreremo il campionato di eccellenza il prossimo anno, o quando sarà lo onoreremo, insomma, ecco. Avete una rosa interessante, non c'è solo Bolgan, ci sono altri acquisti, c'è una grande sintonia con Rosada, no? Un direttore sportivo. Sicuramente la gran parte del merito è sua. E da quando lui è arrivato a Pasiano con me abbiamo collezionato un primo, un secondo e un primo posto. Il secondo che abbiamo collezionato era contro il Teor, che era una squadra di un altro pianeta, come sta dimostrando di essere. Difatti, quando vedo il presidente Zuccolo mi complimento sempre con lui, perché non è facile fare il presidente di una squadra di calcio, per cui bravi veramente. E sì, ci sono molti giocatori, la rosa è stata sia ringiovanita che riempita ancora di qualità. Abbiamo ottenuto un gruppo di 8-9 giocatori del campionato dell'anno scorso, diversi fuori quota che arrivano da Fontana Fredda, Chions e Pordenone, e più i vari Tellan, Alberti, Dema, Caldarelli, Bolgan, eccetera, che ce ne sono tanti, insomma, che sicuramente daranno manforte al nostro progetto. Davanti avete un bel reparto. Davanti si dovranno giocare il posto quest'anno. Poi Giulio Franco Martin. Giulio Franco Martin, quando la gente mi chiede perché, io non capisco molto di calcio, nel senso, mi piace vedere le partite, mi piace vedere il risultato a favore del Pasiano. Quando mi chiedono perché Giulio Franco Martin, perché come con Johnny Rosada, un primo, un secondo, un primo, qui un allenatore che è fuori discussione. Un vincente. Parla coi fatti, sì. Ha iniziato con un progetto che voleva riportare Pasiano protagonista e insomma sta accadendo. Sì, per ora sì, continuiamo su questa strada, stiamo cercando anche di rimpinguare forte il settore giovanile, e sarà dura ma ce la faremo, sono sicuro. Senti, abbiamo discusso in quest'estate l'estate pazza dei dilettanti, rimborsi molto importanti, è inevitabile chiederlo anche a te, Presidente, che hai puntato su un nome forte che sicuramente ha anche un costo, no? Ma quindi voi Presidenti cosa rispondete anche a Canciani che dice dovete stare più attenti? Guarda Massimo, io non rispondo a Canciani, rispondo alla federazione, nel senso che Canciani
è il nostro presidente e fa i nostri interessi di noi presidenti, e fa anche gli interessi della federazione e li fa anche bene. Semplicemente in Friuli con la riforma, con la terza categoria, abbiamo fatto un girone unico di promozione, adesso faremo una coppa che è mista fra eccellenza e promozione. Tu capisci che noi squadre di promozione non vogliamo andare a fare brutte figure con le squadre di eccellenza, ed è chiaro che cerchiamo di difenderci in tutte le maniere. Io mi auguro che la riforma assesti il tutto, lo ha fatto con i fuori quota, con i settori giovanili, secondo me è stato fatto un buon lavoro, ci vorrà un po' di tempo, ma secondo me lo farà anche con le squadre di dilettanti. C'è bisogno un po' di assestamento, di capirci anche fra noi presidenti, e poi l'obiettivo, ovviamente ogni squadra ha il suo obiettivo di salvarsi, di rimanere, di vincere, però insomma è comunque un girone unico di promozione a livello regionale che già di spese parte sicuramente più alto di quello che erano i gironi doppi di qualche anno fa, insomma, ecco. Da imprenditore e adesso presidente, i dilettanti costano? Sì, i dilettanti costano, ma non penso che serve che lo dica io, penso che tutti i presidenti lo sanno. È chiaro che sono cambiate tante cose, magari una volta, come diceva il mio mister, non c'era il preparatore atletico, non c'era la corriera per andare via, non c'era qua, non c'era là. Adesso le cose sono cambiate, i sistemi sono cambiati. Una volta un giocatore che faceva Serie D il 99% delle volte lavorava, adesso già in eccellenza lo fanno di mestiere. Forse li avevamo abituati noi presidenti in maniera sbagliata, questo non lo so, però questo è il calcio, andiamo avanti, cerchiamo di sistemare le cose andando avanti, ma insomma io ho buoni propositi per il Pasiano, ma anche per il calcio in generale friulano, secondo me. Comunque è costato meno il pranzo a Puntin che ha perso il Fanta tutto campo. Questo sicuramente, lo ringrazio tanto per questa bella bistecca di oggi. Vi auguro una buona stagione calcistica per quest'anno e poi tornerai a giocare al Fantacalcio? Tornerò a giocare al Fantacalcio e vi aspetto tutti quanti a Pasiano per ricambiarvi il favore di oggi. Volentieri. Ci saranno novità anche per il Fanta tutto campo, e noi da Talmassons, dove abbiamo pranzato insieme per questa curiosa iniziativa, ci spostiamo di nuovo a Lignano. Eccoci qua, e adesso andiamo con gli ospiti, andiamo con la nostra puntata qua dal nostro punto di riferimento, il chiosco 3 di Lignano Pineta. Cominciamo, abbiamo parlato di promozione con Ricky Gobbo, adesso parliamo ancora di promozione con Cristian Turchetto, direttore sportivo del Fiume Veneto Bannia, squadra che si è presentata la scorsa settimana. Andiamo con lui e poi rientriamo per la seconda parte di A Tutto Campo Estate. Parleremo di seconda categoria con Corrado Guairin, presidente dell'UBF. Andiamo con Cristian Turchetto. Amici di Tutto Campo Estate, eccoci qua sempre dal chiosco 3 di Lignano Pineta con il nostro ospite Cristian Turchetto, direttore sportivo del Fiume Veneto Bannia. Ben ritrovato, e dobbiamo riprendere un discorso chiuso la scorsa stagione. Cristian, insomma, ripartiamo da lì. Quanto è stata dura da digerire il risultato sportivo, quella retrocessione che nessuno si aspettava dall'eccellenza? Buonasera a tutti, ciao Massimo. Ma diciamo, come hai detto tu, nessuno se l'aspettava e quindi è stata molto dura. Ci è voluto almeno più di un mese, almeno per me personalmente. Dopo, sentendo che qualche altro ragazzo, insomma, concordava con me, insomma, che è stata non dura, ma proprio, cioè, come posso dire, una sconfitta proprio personale per ognuno di noi. No, anche perché quelle retrocessioni così possono lasciare il segno, no? Nel senso che nessuno la ipotizzava e tanti dicono è una delle retrocessioni più clamorose degli ultimi anni. La pensi così? È stata una delle più clamorose vista da dentro? Ma diciamo sicuramente è stata una delle più clamorose, senza nulla togliere le altre squadre, però penso che il Fiume era attrezzato per fare un altro tipo di campionato, insomma, non da vincere, ma insomma, per stare nella parte sinistra della classifica. Quindi... Tu però, Cristian, sei venuto in trasmissione nel momento critico dicendo abbiamo fatto degli errori, però sinceramente era davvero ormai saltato tutto o ci credevi ancora nell'ultima parte di campionato? Allora, diciamo che personalmente, vedendo la squadra la domenica, avevo grosse perplessità sul fatto di poterci salvare.
dopo la mia speranza era vedere questo gruppo che comunque era unito, quando i bravi ragazzi si allenavano sempre a 1000, però quando poi cominciano a subentrare le paure, al di là della condizione fisica che secondo me non era ottimale, è chiaro che si fa fatica. Senti, il tuo percorso letterario sportivo è stato sempre brillante, no? Questo è il momento più basso, questa retrocessione? Ma diciamo dai che sai, dalle sconfitte come dalle vittorie si impara sempre qualcosa, quindi a livello di risultato sì, è stato il momento più basso, però insegna tante cose. Io sono 16 anni che faccio il dirigente e comunque anche dopo 16 anni ti insegnano qualcosa, anche queste cose qua, anche le sconfitte. Posso chiederti allora che cosa ti ha insegnato la scorsa stagione? Mi ha insegnato che quando ho delle sensazioni mie personali è giusto riflettere, però devo agire senza ascoltare tante altre voci, visto che la responsabilità poi comunque sono mie di come si costruisce una squadra. Chiedo ovviamente di futuro, però voglio chiudere sulla scorsa stagione. Mister Muzzin è un allenatore di qualità che poi anche lui non è riuscito a trovare le soluzioni e ne esce ovviamente anche lui colpito da questa stagione. Ma a un certo punto non hai pensato, anche se magari le responsabilità non sono solo dell'allenatore ovviamente, dovevamo provare a cambiare qualcosa prima? Ma se vogliamo far intendere che era da cambiare l'allenatore, secondo me no, perché l'allenatore aveva un 20% di responsabilità. È chiaro che col senno di poi forse andava cambiato l'allenatore per mettere a posto quel 20% che non andava. E poi alla fine l'avete cambiato, no? Con una mossa che in quel momento è sembrata un po' una mossa disperata, invece adesso tenere Dacier, che mossa? Ma tenere Andrea è stata una mossa, secondo me, di intelligenza da parte di tutta la società, perché è un ragazzo che comunque ha sempre fatto bene il suo percorso nelle giovanili, a livello di juniores, è un ragazzo che sa tenere molto bene il gruppo, che sa comunicare molto bene, è una persona intelligente e comunque al di là di tutto è anche un ragazzo preparato, quindi insomma prima o poi questi ragazzi dobbiamo farli allenare, quindi io sono contento così. Che il Fiume avesse una squadra importante lo dimostra anche cosa è successo nel mercato, Di Lazzaro, Salvador Altamai, Mortati al porterone. Pensando a questo fa ancora forse più rabbia tra virgolette, o ancora sorprende ancora di più pensare a quello che è accaduto. Retrocedi, ma i tuoi giocatori hanno un mercato di prima fascia. Ma sì, diciamo che su Alessio, su Mortati non avevo nessun dubbio, è chiaro che poi ci è mancato molto Alessio dall'infortunio nella partita contro il Tamai. Per quanto riguarda insomma, i vari Di Lazzaro, Salvador, è giusto che rimangano in eccellenza perché in questo momento è ancora la loro categoria. Facca arriva al Fiume Veneto Bannia, un nome importante, no? che ha vinto campionati, è un nome da cui ripartire. Ma io quando ho parlato con Marco, a parte che sono 5 anni che lo inseguo e finalmente sono riuscito ad averlo con noi in squadra, è un nome importante perché sa come si fa a vincere, l'ho visto motivato, l'ho visto un ragazzo che ha voglia di rimettersi in gioco dopo l'annata, non dico negativa, ma a livello di presenza l'anno scorso Marco insomma, ha avuto qualche difficoltà, così come Luca Toffoli, insomma Pordenone, sono ragazzi che sicuramente ci daranno una grossa mano. C'è stato un momento, Turco, che mi dicevi potessi valutare anche se continuare a impegnarti come direttore sportivo, poi alla fine hai detto vado avanti. Come riparti tu e come riparti tu con il Fiume Veneto Bannia? Ma insomma sono ripartito un po' a rilento perché comunque sai c'era il mal di pancia della retrocessione,
Dopo, insomma, man mano che il tempo passava, che qualche conferma da qualche ragazzo l'ho avuta, sono partito con molto entusiasmo e penso di aver allestito una squadra che se la può giocare per puntare a fare qualcosa di bello. Vi siete presentati con una squadra, come descriveresti questa squadra che si è presentata ovviamente nel suo impianto sportivo? Il Fiume Veneto riparte ovviamente da una società che ha comunque volontari, ha comunque una storia, una tradizione e una retrocessione non macchia le certezze del Fiume Veneto Bannia, no? Quindi è una squadra che ci aspettiamo un protagonista, ma prima di chiederti che obiettivi vi siete dati ufficialmente, dopo che vi siete anche presentati, ti chiedo che squadra hai allestito, che squadra può essere quest'anno il Fiume? Ma diciamo che secondo me intanto una squadra esperta, perché ripartiamo da certezze come Gregoris, come Peschiutta, anche se è un ragazzo giovane, come Mirolo che è una new entry, però è un portiere che sa il fatto suo, e da Barattin, così come Marco Facca, Toffoli, e quindi sono tutti ragazzi di esperienza, e quindi sicuramente l'esperienza sarà un po' dalla nostra parte. Con tutti i ragazzi che militavano in eccellenza, questo non vuol dire niente, però insomma speriamo di avere qualche punto in più da queste persone. E allora ti chiedo, Cristian Turchetto, l'obiettivo che in società vi siete prefissati, perché questa sarà una promozione difficile, ci sono tante squadre, tante ambizioni e la voglia di andare in eccellenza ce l'hanno in tanti. Ma diciamo che l'obiettivo della società, quando siamo ritrovati dopo la retrocessione, è quello di provare a tornare in eccellenza. È chiaro che non sarà facile, perché ci sono tante società, tante squadre ben allestite che puntano a salire di categoria. Sarà una promo quest'anno come credo non si vedeva da molti anni. Sarà una categoria molto difficile, anche perché con l'avvento dei fuori quota in eccellenza chiaramente qualche vecchietto è dovuto scendere di categoria, e questo alza il livello sicuramente della categoria. Ho chiesto a tutti in quest'estate che estate è stata per i dilettanti, lo chiedo anche a te, l'estate pazza dei dilettanti, sì o no? Questione rimborsi, questione ovviamente di un mercato che è diventato particolarmente difficile, aggressivo, costoso, è partita subito con la ripresa di Canciani, c'è stato il caso Aquileia, ma io resterei, visto dal direttore sportivo, il tema, ci sono i procuratori nei dilettanti, ci sono rimborsi sempre più alti, è un'estate particolarmente impegnativa, aggressiva da questo punto di vista, o come tutte le altre? Ma diciamo che a Fiume secondo me sono stato anche agevolato, perché comunque se dopo 8 anni di eccellenza un po' di credibilità la società ce l'ha. È chiaro che bisogna tener conto dei rimborsi che sono pesanti, perché ormai non parliamo più di rimborsi, ma parliamo non voglio dire di buste paga, ma di compensi, e quindi insomma è sempre difficile portare a casa il prodotto, la persona giusta al giusto prezzo. Tutti vogliamo far bene, quindi è chiaro che qualche soldino in più, chi vuole provare a fare qualcosa in più di rimanere in categoria deve spendere. Senti, l'anno scorso, allora, per chiudere, mi avevi detto che puntavi a una certa posizione, quest'anno non mi dai una posizione, allora, o sì? No, una posizione non te la do, cercheremo di fare il meglio possibile. È chiaro che dopo se saremo lì a giocarcela, proveremo a giocarcela, anche se penso che con l'avvento dell'eccellenza 16 squadre poche realtà potranno permettersi quella categoria, perché ormai stiamo parlando di una categoria che secondo me diventerà simile alla D, e quindi sarà sempre più difficile un po' per tutti stare in eccellenza. Senti, da grande ex Maniago Vaillant come lo vedi? Dopo anni difficili, anche la prima diventa una categoria importante con 2 gironi, come vedi il futuro di una piazza a cui sei legato?
Ma sai, secondo me a livello giovanile hanno tanti ragazzi, a livello di prima squadra è chiaro che non è facile dopo 2 retrocessioni consecutive avere credibilità, però insomma confido sempre in Giovanni che è un conoscitore di calcio e penso che comunque quest'anno farà un buon campionato. Bene, buona estate ancora perché siamo in estate, i campionati riprendono il 6 settembre con l'eccellenza e la promozione, ma abbiamo ancora tempo per chiacchierare di mercato, di prossimo, ormai il mercato è finito, di presentazioni come ha fatto il Fiume Veneto Bannia, di prossima stagione, insomma continuiamo le nostre chiacchierate estive dal chiosco 3 di Vignano Pineta, se vuoi beviamo una birretta. Anche 2. Grazie Cristian Turchetto. E adesso dal chiosco 3 parliamo di seconda categoria, parliamo di Unione Basso Friuli, insomma visto il territorio cerchiamo di capire un po' anche il momento di Latisana, no? Latisana, Pertegara, Ronchis, questa UBF del presidente Corrado Guerrini, intanto ben ritrovato Corrado. Buonasera, buongiorno anzi Massimo, grazie a voi per l'occasione e benvenuto per ricominciare un altro anno di calcio. Insomma. Ci stiamo avvicinando sempre più, anche se siamo ancora fortunatamente qua a goderci un po' quest'estate del calcio che l'abbiamo detto, no? È stata un'estate molto intensa, particolare, no? Tanti hanno parlato, Corrado anche come sempre del tema rimborsi, di troppi impegni per i presidenti, ma allora tu da presidente anche in seconda categoria è diventato così complicato e si lanciano allarmi in tutte le categorie, anche in seconda? Beh, direi una bugia se non fosse vero, no? Anche perché tu sai meglio di me come funziona il calcio in questo momento, in questo periodo storico. Io sono sempre stato il presidente un po' contrario a questi rimborsi esagerati, perché si sentono cifre, secondo me, per squadre insostenibili, almeno per la mia società, perché mentalmente non posso pensare che ci sono giocatori che abbiano rimborsi spese legati, insomma, quasi allo stipendio di una persona che lavora, per l'effetto dilettantistico che deve avere questo tipo di calcio. Però insomma qui adesso non vorrei farmi contro a qualcuno, ma penso che sia più una questione di lega, dare delle regole ai presidenti da rispettare. Dopo è chiaro che ognuno fa quello che vuole con il suo budget ed è insindacabile, perché poi ci sono gli sponsor, poi ci sono i presidenti, ma dal mio modo di vedere dovremmo tornare un po' indietro, dare un po' più, come posso dire, di importanza a livello del dilettante, della parola dilettante, se no diventiamo professionisti. Poi, soprattutto in certe categorie dove si può ancora fare i dilettanti, perché ne parlavo qualche giorno fa, è difficile parlare di dilettanti in certe categorie, vedi l'eccellenza come un giocatore viene ormai richiesto un impegno veramente quasi di un secondo lavoro ormai, quindi anche lì nascondersi dietro la parola dilettanti vale poco, però nelle categorie sotto insomma si può farlo ancora. Ma si deve fare, perché se si può diamo adito a passare troppo tempo, si deve cominciare a mettere delle regole, secondo me, è fondamentale, anche per dare anche più attaccamento al territorio, sai, perché noto anche nella nostra società giocatori importanti che giustamente scelgono piazze magari anche più importanti, ma perché comunque siamo legati, a me dispiace dirlo perché sicuramente i giocatori mi odieranno per quello che ti dico, ma spesso e volentieri si spostano proprio per i rimborsi spese, cioè c'è proprio da fare. A me dispiace dire questo, ma la realtà è questa. Dopo se qualcuno mi dimostra il contrario sono qua a parlarne volentieri e questo crea anche difficoltà a cercare giocatori, insomma non è facile. Se poi ci mettiamo, e anche qua mi beccherò insulti da qualcuno, la parte amatoriale, no? Che anche lì ormai i limiti d'età non esistono, troviamo ragazzi di 17-18 anni che vanno a fare categoria amatoriale, che per l'amor del cielo è sempre calcio. Ho fatto anche io l'amatore quando ero giovane, ma dopo i 30 insomma, no? Quando ormai passami il termine, la carriera dilettantistica cominciava a diventare un peso tra allenamenti a settimana. Per rimanere comunque a fare questo sport bellissimo si facevano gli amatori, ma adesso invece questo combatte anche un po' contro le società come la nostra, insomma, come tutte le società penso, quindi anche lì le leghe dovrebbero parlarsi, noi presidenti possiamo ascoltare, dare una mano, dare delle idee, ma
abbiamo bisogno che qualcuno insomma ci ascolti, ecco. Sì, assolutamente, un tema che resta attuale, lo è rimasto in quest'estate, insomma, anche le difficoltà che ci sono a gestire una squadra di dilettanti in ogni categoria, al di là poi le ambizioni dei presidenti, dove ognuno poi riesce a spostare l'asticella o cercare determinati progetti in un periodo storico dove non mancano, no? Ci sono tante squadre, ormai le piazze sono tornate ambiziose, si cerca di guardare alla Serie D con più convinzione. Ecco, parlando di ambizione, Corrado Guerin e l'UBF, com'è la vostra di ambizione per un territorio importante, no? Corrado, se pensiamo che quest'anno in quella zona lì ritorna Cianis Muzzane che va a giocare a Palazzolo, Brian Lignano che giocherà a Precenico, voi siete lì vicino in seconda. Se ti dico la parola ambizione, cosa mi rispondi? Beh, l'ambizione penso che sia giusto che ce l'abbia ogni società, perché lo debba al territorio che rappresenta. Il territorio che rappresentiamo noi, che è Ronchi, la Tisana, Pertegana, quindi la Bassa Friulana, si merita magari una piazza migliore, la seconda categoria che ci siamo finiti dalla promozione anche per un discorso di costi insostenibili, inutile che ce ne nascondiamo dietro un dito. È chiaro che minimo, secondo me, la Tisana meriterebbe una promozione, se non un'eccellenza, anche per gli impianti che ci sono fondamentalmente. Ma oggi diventa difficile ripensarla proprio per una questione costi? Beh, una questione economica sicuro, poi se sono molti ascoltatori che mi stanno guardando, se ci danno una mano come sponsor possiamo fare molto di più. Io, come dico sempre, non sono quel presidente che ha queste mire personali di, passami il termine, spendere il suo per fare questo. La società è della comunità. La vedo più corretta che sia la comunità che aiuta una società dilettantistica, perché comunque rappresenta un territorio. E poi torniamo sempre lì, tu puoi, se hai l'ambizione, poi si riduce ovviamente ad una questione di costi. Per programmare un ritorno in certe categorie devi aumentare i costi, farlo solo con il concetto di territorio e appartenenza è complicato, se uno ci riesce bisogna fargli i complimenti. No, è complicato sicuramente, poi i costi sono tanti perché quei contratti, sì, ci sono tanti vincoli ormai che una società sportiva deve tenere conto, senza calcolare i costi sempre più esorbitanti delle bollette della luce, del gas che noi paghiamo personalmente. Abbiamo i contributi del comune, ci mancherebbe, che ci aiuta, anzi ringrazio sempre la nostra amministrazione comunale di Tisana che ci è sempre vicino nei progetti che stiamo facendo, ci sta anche aiutando, faremo un campo sportivo adesso a Tisana, faremo un campo sintetico dove c'è il famoso campo di sfogo, ci hanno cambiato le torri faro, insomma non posso dire che non ci sono vicino e ci danno anche loro quello che possono dare, vero è che gestire queste strutture ha dei costi importanti. Se poi devo anche pensare a fare una squadra competitiva devo aggiungere altri costi importanti e il nostro bacino è quello, insomma, quindi non è che... Ecco, noi però siamo soliti a guardare che il calcio debba essere per forza in categorie di un certo tipo, eccellenza, promozione, ma credo che si possano vivere stagioni importanti e vivere calcio e fare qualcosa di importante in qualsiasi categoria. Forse dobbiamo anche ricordarsi che l'importante è fare un sport in un territorio, fare società in un territorio, non solo il risultato. No, Massimo, dici giusto, poi il nostro concetto è sempre stato di riuscire a portare sempre più ragazzi del nostro settore giovanile a fare la prima squadra, perché quello che è la cosa più importante. State riuscendo? Pian pianino, è sempre più difficile perché sai, poi ci sono le età critiche, i 18 anni, gli juniores, dopo noi siamo anche vicino a società importanti, come dicevi tu prima, che... non vorrei che spiegarmi male, ma diventiamo anche un piccolo bacino dove vengono raccolti dei giocatori, quindi diventa anche difficile fare una programmazione nel tempo, perché pensi di avere una squadra di un certo tipo, anche nel settore giovanile parlo soprattutto, l'anno dopo non essendoci più vincoli sportivi è impossibile alle volte fare delle programmazioni che ti permettano di far crescere anche i ragazzi sinceramente. Poi ci sono tante lucciole in giro, no, che promettono cose che alle volte non si avverano. E anche qui sfido chiunque a dirmi il contrario e va a finire che ogni anno le varie società, passano il termine, si rubano i ragazzi, non essendoci più il vincolo che io rimetterei almeno a 3 anni nel giovanile. Dopo ogni anno si può discutere, ma almeno ogni 3 anni avere la possibilità di fare una continuità delle squadre. Allora così pian piano poi portare qualcosa in prima squadra e magari puntare con ragazzi giovani, comunque sono anche bravi,
spendere un po' di meno a fare più appartenenze e a fare quelle categorie che magari sono più importanti che per noi, insomma. Hai citato anche la concorrenza di squadre che hanno categorie importanti, no? E avere in questo momento un Reale Legnano così, il Cianis Muzzane che è da anni, credo restringa ovviamente le possibilità, perché poi il territorio è quello. Beh, sai, meno nascite sempre nel tempo, i ragazzi nel territorio sono quelli, poi abbiamo anche città vicino, non è che siamo tanto lontani, siamo nel confine, quindi abbiamo un Portoguaro vicino, abbiamo un Caorle vicino, abbiamo un San Donà vicino, ci sono un sacco di città importanti nella zona. E quindi Corrado, fare calcio anche in un territorio come l'Attisana è diventato comunque complicato, anche se è una cittadina che ha un suo peso, insomma, ha una sua storia. No, è diventato complicatissimo, complicato sarebbe semplice, è diventato complicatissimo per le discorsi che dicevo prima, non essendoci più un vincolo sportivo, ogni anno veramente mette un po' in crisi. Quest'anno, per dirti, non faremo una squadra di allievi perché ci mancano i numeri. Sì, anche quello non è bello, quindi ci manca un'annualità. Siamo anche figli di un Covid, qualcuno si dimentica, di ragazzi che per un anno non hanno giocato, ci sono tante situazioni che andrebbero valutate. Ma purtroppo questa è la realtà dei fatti, non è che possiamo inventarci qualcosa di diverso, non abbiamo la forza per farlo. L'Attisana non ha mai pensato, oltre alla fusione Pertegada-Ronchis, che era insomma una necessità anche per numeri, non avete mai pensato ad un progetto sull'Attisana che potesse portare ad ulteriori fusioni? Non c'è mai stato un pensiero simile? No, sinceramente è già stato importante le fusioni che abbiamo fatto noi con Ronchis e con Pertegada, e comunque è un bellissimo territorio. Pensare a altre fusioni vicino con altre collaborazioni. Si provano a fare le collaborazioni, poi alla fine purtroppo durano niente, per non dire nulla, poi non sono vere collaborazioni, quello che abbiamo provato a fare fino adesso, che lì si prova, ma c'è sempre il discorso del materiale umano che serve a tutti. E quindi spesso e volentieri vale più la logica del pensiero della società di fare il bene proprio e dopo dare una mano agli altri, ma posso capirli, adesso non vorrei essere frainteso, per l'amore del cielo, però sì, non è per niente facile fare il calcio nei tempi di adesso, almeno con i nostri budget. Certo. Dove giocherete? Beh, giocheremo anche quest'anno a Pertegada, perché come ti dicevo, la visione che doveva partire dal campo entro fine anno, il rinnovo del campo sintetico, avremo quindi poca possibilità di utilizzare il principale, che comunque sfrutteremo per il settore giovanile, questo sì, come abbiamo fatto l'anno scorso, con l'intento la prossima stagione, se completato il campo, di tornare a giocare all'Attisana. Vi siete presentati all'Attisana la scorsa settimana, che squadra avete presentato? Beh, abbiamo presentato, tutti i nomi sarebbe lungo dirtelo, abbiamo migliorato la rosa, abbiamo un po' alzato l'età agonistica, avevamo bisogno di esperienza da inserire ai giovani che l'anno scorso ci hanno aiutato a salvarci. Stiamo mettendo quel piccolo tassello per creare un po' di coerenza, un po' di serietà anche, no? Perché se vinci sembra che è appetibile anche dai giocatori, se combatti ogni anno per non retrocedere sei meno appetibile, quindi l'obiettivo nostro di quest'anno è, come tutti dicono, evitare di stare attenti a non retrocedere, ma di salvarci prima possibile e poi magari puntare a fare qualcosa di più in alto. Salvarsi con tranquillità e provare a tornare ad essere un po' sorpresa, no? Io lo dico sempre, è un po' strano il percorso che ti sei ritrovato a fare dal momento in cui eravate ad un passo da guardare in alto a dover ripartire poi dalla seconda, anche complice le riforme. Come hai vissuto questi anni qua tu? Beh, allora, con tanta voglia di fare sicuramente, ma anche con un po' di delusione, delusione anche perché a me non piace perdere e non piace neanche di conseguenza, se perdi dai poco lustro in quel paese, questa è la cosa che mi ha dato un po' fastidio a tutta la nostra dirigenza, perché poi sai, nel calcio sono tutti bravi ma sono primi proprio a dirti qualcosa, no? Di non bello. Quindi non è stato bellissima gli anni delle retrocessioni. L'anno scorso sono stato meglio, un po' più rilassato, anche perché la categoria era più divertente, meno impegnativa. Ti è piaciuta come categoria? Ma sì, dai, mi è piaciuta. Io adoro anche andare in giro quando giochiamo a guardare le altre città come si muovono, no? Questo famoso match marketing mi piace capire anche per migliorare i nostri aspetti, dove possiamo implementare le cose che ci mancano. Quindi è un'ottima scuola. Non sono stati anni facilissimi perché le fusioni comunque hanno sempre i pro e i contro, no? Un po' i vecchi campanilismi, pubblico, però adesso pian piano i tifosi hanno capito l'importanza di quello che è stato fatto
Com'è a livello di pubblico? Beh, sono contento, dai, Prategada è sempre un campo particolare, magari meno dispersivo della Tisana, questo sicuramente, certo che si comincia a fare campionati più alti di categoria e anche più visibilità, però posso dirti che i nostri tifosi, la Tisana, Ronx, anche soprattutto di Prategada ci hanno seguito, ci seguono anche in trasferta, quindi questo è il bello, no? Ho visto la partecipazione, voglia di stare con i ragazzi, mi hanno pagato una cena, cioè devo proprio ringraziare dal punto di vista lì. Non posso che non ringraziare la comunità di Prategada per quello che ha fatto in questi periodi, sperando di potergli dare qualche soddisfazione, sinceramente, perché se lo meritano. In un campionato adesso dovremo scoprire i gironi, quindi non sappiamo ancora dove sarete inseriti, ma probabilmente nella parte udinese. Io spero, come l'anno scorso, nella parte udinese, perché ci sono anche dei bei derby, no? Col Palazzolo, con il Rivignano quest'anno, poi le belle trasferte a Malesana in questo ambiente un po' particolare, Gonars. Complice anche la riforma, poi ti ritrovi che anche la seconda ha determinate partite e piazze, no? Perché comunque insomma ok, è da anni che Gonars non è in certe categorie, ma è sempre Gonars. Il Rivignano è appena sceso e si porta dietro una sua storia, quindi per questo dico, noi guardiamo in alto, ma anche sotto ci sono sfide che possono diventare belle, divertenti, bei campionati. Abbiamo provato l'anno scorso, abbiamo fatto i derby sia in Coppa che in campionato ed è bello vedere questi paesi, insomma, che si prendono un po' in giro quando sono le partite, chi vince, chi perde, il terzo tempo poi fantastico, insomma, quindi... Secondo me la seconda regge, è la terza che secondo me non riesce ad avere una forza, e non so se la ritroverà, credo di no, però la differenza è lì. La terza ti ritrovi con le squadre B o i tentativi di under che non ha spessore agonistico. La seconda lo spessore agonistico ce l'ha comunque. Beh dai, diciamo che è aumentato, posso dire sicuramente. Sono d'accordo con te sul discorso della terza. Forse non era mai da togliere, forse, perché... Mai da rimettere. Sì, esatto, però una domanda vera e propria che è sempre da farsi è come mai sono scomparse tante società in questi anni, no? Allora lì bisogna andare a capire, perché non penso che questa emorragia si fermi da un anno all'altro. Abbiamo visto in quest'anno delle squadre che ne sono presentate, quindi bisogna farsi questa domanda qua in Lega. Dovremmo fare un discorso serio con i presidenti delle categorie per trovare davvero un sistema che ci aiuti, perché poi vediamo, il percorso lo si vede fino ad andare in nazionale, no? Quindi se le basi non ci sono, la casa non è che sta tanto in piedi, no? Io penso che le basi in Italia in generale siano proprio i dilettanti, perché comunque i campioni escono dai dilettanti, non è che uno nasce campione e va subito a giocare in Serie A. Quindi bisognerebbe dare più ossigeno, più importanza a questi settori giovanili, che se no il calcio secondo me non è che avrà un grandissimo futuro se la tendenza è questa. Hai parlato di settore giovanile, ma anche noi come trasmissione abbiamo cominciato la scorsa stagione, lo continueremo anche quest'anno. Insomma, fra un po' arriveremo al punto in cui vi racconteremo come ripartiremo, però la tensione nel raccontare il calcio giovanile, lo vedete stasera, siamo con Corrado Guerin, che è presidente dell'UBF, un po' per questioni di territorio l'ho voluto ospite qua a Lignano, ma anche perché vogliamo dire che noi saremo attenti, non ci dimentichiamo di guardare alla seconda e alla terza categoria, perché la base è raccontare calcio e raccontare territorio. Tornando invece alla squadra, parlando delle figure, oltre a te, al presidente, il nuovo direttore sportivo, sì. Kevin Anzolin. Kevin Anzolin, che ho conosciuto personalmente quest'anno, l'ho visto giocare, una persona in gamba. Giocava a Palazzolo, mi dicevi. Esatto, giocava a Palazzolo, ha deciso di intraprendere questa figura di direttore sportivo. Noi abbiamo abbracciato i suoi pensieri, le sue idee. Devo dire che ha lavorato molto bene in questo periodo, insieme anche al mister Vespero Simone, che confermiamo. E hanno fatto una bella rosa di giocatori, quindi sono contento, insomma. Anche in questi punti su questa figura che ormai c'è, il direttore sportivo serve in ogni categoria, naturalmente anche qua su un ragazzo che inizia, quindi cerchi anche un entusiasmo. No? Ma si cerca intanto di impostare un progetto che non si fermi solo quest'anno, quindi se già riusciamo a far convivere le persone, conoscersi, si mettono le basi per il prossimo anno, insomma. Anche perché, Corrado, dimmi se sbaglio, il tema del direttore sportivo è stato un po' un tema delicato del percorso UBF di questi ultimi anni, delicato nel senso che, al netto di chi ha fatto più o meno pregio, difetti, però è una figura che alla fine non sei riuscito a trovare e a tenerla con continuità.
Sì, mutuamente abbiamo commesso anche degli errori in passato, quindi prendo le mie responsabilità, senza far nome o cognome. Magari il primo anno della promozione forse ci è stato più utile, dopo ho commesso io degli errori sicuramente trovando altri telesportivi, nulla a togliere alle persone che l'hanno fatto, ma mutualmente non ci sono stato così tanto d'aiuto, insomma, per mantenere una squadra competitiva, mantenendo anche un budget che non sia troppo esoso. Penso però sia una figura che serva nel campo, nel calcio adesso, perché conoscere i giocatori in giro deve avere una persona che vada a vederli, che li conosca, che li contatti. Una figura nel calcio adesso penso sia necessaria. Una volta forse non serviva, ma una volta c'era il mister che portava giocatori, adesso è cambiato un po' tutto, insomma, quindi è necessaria. Soprattutto in certe categorie dove sta diventando ancora più difficile magari trovare giocatori e formare squadre, anche lì non è un tema così scontato. Hai detto il mister che cerca giocatori, sicuramente Vespero ha quella personalità che sicuramente può essere anche da supporto al direttore sportivo per creare la squadra. Ecco, Vespero, cosa mi dici? Questa storia che continua. No, si era interrotta stranamente, ma poi invece quando è ripresa mi pare di capire che sia il vostro mister, l'uomo con cui volete andare avanti, al di là di quale sia poi il risultato finale. State puntando insieme a continuare a fare calcio con l'UBF? Ma allora Simone già lo conoscevo ai tempi che seguivo Lignano, mio figlio che giocava qui alle giovanili e che allenava i ragazzi, poi l'abbiamo avuto in promozione, dopo c'è stato un attimino un brusco divorzio, ma il calcio è fatto così qualche volta, giusto o sbagliato che fosse, nel nostro caso magari sbagliato perché poi non abbiamo avuto conseguenze positive. È una persona di paese, è una bellissima personalità, ha creduto nel nostro progetto e quindi vuole bene all'UBF. Ha preso in carico questo impegno, l'ha portato anche con difficoltà, affrontando difficoltà l'anno scorso, comunque non ha mai smesso di fare il suo dovere, ha fatto un bel gruppo, lui ha questa capacità, questo è innegabile, una persona che riesce a fare gruppo con i ragazzi, che è la cosa più importante per avere una squadra di calcio per la fine. Puoi avere tanti campioni, ma se non sono legati da un buon generale fai difficoltà anche con tanti campioni che ho già provato. L'anno scorso con tanti giovani, quindi magari tecnicamente magari non di super qualità perché mancavano ancora un po' di esperienza, è riuscito a fare un bel gruppo e a portare la società dove aveva chiesto. Insomma, aveva fatto bene anche in Coppa, non è che avessimo fatto malissimo in Coppa. E anche il campionato, adesso potevamo avere qualche punto in più, quello poco ma sicuro, quindi vuol dire che i margini l'anno scorso per fare li ha fatti bene, quest'anno abbiamo ripuntato su di lui perché comunque è una continuità, no? Non è neanche bello cambiare mister ogni anno, gli stessi ragazzi, gli stessi obiettivi, era giusto mantenerlo e quindi il matrimonio va avanti, insomma, quindi sicuramente avrà anche il panettone già, non c'è problema. Addirittura si sbilancia il presidente da questo caldo torrido, guarda già al panettone per Vespero, va bene. Ecco, in una categoria, voi avete vicini di casa dove c'è Barella Palazzolo che ha grandi ambizioni, poi ripeto vedremo in che gironi verrete inserito, se sarà Udine o Pordenone, ma comunque una delle squadre della seconda che parte per fare bene questa, e voi, come hai detto, comunque continuare un percorso di crescita, questo sì. Quel percorso di crescita sicuro, perché abbiamo voglia comunque di rimanere in seconda e magari puntare più in alto, ma non mi piace fare sborone, come dicono, no? E il Palazzolo so che ha fatto anche loro una bella squadra, hanno ringiovanito anche loro la rosa, poi c'è Mister Barella, insomma, che esperienza ne ha, l'ho avuto anch'io, quindi è innegabile. Vedo che la seconda categoria comunque è bella, ma è anche una categoria difficile, non è molto semplice. Abbiamo visto anche l'anno scorso una Aquileia fuori per fuori, quindi insomma poi si potrebbe parlare di tantissime cose dell'Aquileia, per l'amore del cielo. Vedremo cosa accadrà, ancora non sappiamo. Ad oggi non sappiamo, il futuro ci sono ancora, al di là delle lettere, delle dichiarazioni, ma di certezze che ancora non ne sono uscite poi dopo le lettere, quindi sicuramente è stato un caso clamoroso. Io sono vicino alla città dell'Aquileia perché insomma è del territorio, conosco i dirigenti, posso sicuramente capire
lato dei giocatori, che nessuno dice niente, però è vero che sono comunque, hanno un contratto, sono tutelati, quindi non dobbiamo mai dimenticarci questo. Quello che hanno fatto, ma non voglio tirarmi contro il paese, non è stato bello per la società, perché è una società storica, quindi non era stato bello infangare in quella maniera questo paese. Quello sono d'accordo, il gesto l'abbiamo già detto. Non so se tu hai letto la lettera che ha mandato il Presidente, io l'ho letta, l'ho pubblicata, sarebbe tema da trasmissione ufficiale, no? Quando d'estate cerco di essere ancora un po' leggero, però Corrado, ho trovato una lettera. A me non è piaciuta, quello che mi è arrivato non mi è piaciuto, mi sarebbe piaciuto anche una consapevolezza che qualcosa è mancato e quindi un mea culpa più chiaro. Ho visto anche tanta retorica, insomma, ne parlerò più avanti, però non so, tu come l'hai vista questa lunga dichiarazione? Beh, Dio, si sono arrivati a questo punto qui, ma non voglio entrare in merito più di tanto perché giustamente ognuno deve gestire le sue cose, ma molto è mancata forse la comunicazione per arrivare a questo punto. Io penso sia mancata solo quella. Poi leggendo la lettera del Presidente mi sembrerebbe che la comunicazione ci sia stata. Non è bello arrivare a quel punto lì, poi il Presidente molto ha sentito quello che provava, molto il gesto che è stato fatto l'ha ferito sicuramente, ha ferito la società. Poi il calcio è particolare, si parla dietro, dopo non sono cose belle. A me dispiace sinceramente moltissimo quello che è successo e quello che è capitato. Però come loro hanno sbagliato prendersi delle responsabilità in maniera anche lì più netta, io me lo sarei aspettato. Un presidente è sempre un presidente, se ci sono degli errori evidenti bisogna anche dirlo. Innanzitutto è colpa mia su certe cose, poi vai a discutere il gesto. Io questo è colpa mia, tra le righe c'è, ma è tra le righe. Io, come sono fatto io, quando sbaglio lo dico sempre, anch'io qualche giocatore sono mancato nel tempo, ma non ho sempre preso tutto, ho sempre detto siamo un attimo in ritardo, sono stata dilettantistica, perché sai, hai un po' di sponsor per pagare tante cose, è vero che nessuno da noi avanza niente del passato, quindi insomma è anche crea la serietà della società, però quando c'è un problema di questo tipo bisogna parlare con la squadra, insomma, perché la squadra poi alla fine è tutt'uno con la società, no? Non è neanche bello, perché ho visto comunque i ragazzi giocare l'anno scorso ed era giusto avvisarli, magari magari stati avvisati e nessuno è andata bene come stati avvisati, non lo so. Il gesto non mi è piaciuto perché rovina l'immagine di un paese e di un calcio, anche dopo uno, come ti dicevo, ci sono le sedi legali per poter avere il proprio come giocatore. Quel gesto lì non è stato bellissimo e mi dispiace, insomma, quindi sono vicino. Poi il Presidente giustamente avrà avuto i suoi nervosismi, perché magari non è che mi hanno dato, so che hanno dato, no? Prima hanno sistemato un po' i conti. Prima sì, e poi però invece chi ha giocato quest'anno, a meno che nel frattempo non sia cambiato qualcosa, insomma non è stato mantenuto nulla di quello che c'era nell'accordo. Al netto poi delle giustificazioni date dalla proprietà e vedremo come finirà. Il gesto l'abbiamo già detto, l'ho detto che tu è stato poi brutto e ammacchiato. Sarei rimasto male anch'io, ecco, il gesto del genere, sarei rimasto male anche perché insomma rappresentiamo un paese e ci sono anche la parte politica che magari non piace questa cosa perché rovini l'immagine di un paese. Poi i presidenti sono di passaggio, ma le squadre rimangono sempre, no? Quindi certi marchi non vanno bene. Comunque è stato un caso dell'estate, ne abbiamo parlato, poi vedremo a settembre quando si ripartirà, come si ripartirà, con quale certezza ripartiranno certe piazze. La piazza della Tisana l'abbiamo raccontata stasera con lo stile del presidente Corrado Guerin, con le loro equilibrate ambizioni. Poi una cosa sicuramente so che Corrado vuole non manchi ed è quello di divertirsi, no? Perché noi qua stiamo chiacchierando tutti molto seriamente, però Corrado Guerin vi assicuro è uno che gli piace molto divertirsi quando parliamo ovviamente di calcio. Ma esatto, insomma, ecco, intanto forse dimentichiamo cos'è il calcio, no? Io qualche volta dico sì, è troppo stress, ragazzi, è il gioco più bello del mondo e va preso da quel punto di vista lì, ma ormai abbiamo ingigantito il calcio in cose allucinanti, ma lo vediamo nei settori giovanili, quindi da lì torna su tutto, abbiamo queste visioni un po' particolari.
Deve tornare a essere divertimento il calcio, la voglia di andare anche a vedere la partita allo stadio, di stare poi a fare il terzo tempo al chiosco, di fare amicizia, insomma anche con le squadre avversarie, che il bu va fino a un certo punto, poi di essere tutti quanti insieme. Io ho questa visione del calcio, non si può pensare di andare in guerra o baruffe in giro per i campi, che sono cose che ne abbiamo viste tante, sono cose veramente avvilenti, proprio più di calma, meno stress. Non si va a vedere la partita, non andare alla partita per rilassati, tifare per la propria squadra, ma non esagerare, insomma, no? Più di tanto, con toni che qualche volta si sentono la domenica sono vergognosi, vergognosissimi. Assolutamente, anche perché poi l'impegno ce l'ha già con il lavoro, no? Un presidente, tra l'altro ringrazio Corrado Guerrini, uno dei nostri partner con Sacor, non è mai mancato di supportare a tutto campo, lo ringrazio, ma so che ha avuto un'estate bella impegnativa, ma sei riuscito a divertirti anche d'estate o no? Non so, sono preoccupato, ti vedo troppo impegnato col lavoro. Beh, come diceva Righelli, la sta finendo ma non è ancora finita, quindi diciamo che qualche giorno, agosto, come tutti quanti spero di prenderlo, ma vero è che il mio lavoro e la mia vita sono insieme, no? Come il calcio, quindi per me fondamentalmente potrebbe essere festa ogni giorno. Benissimo, mi piace questa idea, anche per noi, lo dico sempre, io quest'estate ho dato molto, ma di base quando raccontiamo il calcio comunque noi ci mettiamo anche sicuramente la passione e il divertimento. Corrado, grazie per questa chiacchierata, è stato bello ritrovarci e ti auguro, a parte un'ottima estate da continuare, un grande campionato, ma ci rivedremo sicuramente sui campi. Grazie Massimo, grazie a voi per l'attenzione che date al calcio dilettantistico, a tutte le categorie, molto fondamentale. Speriamo di vedere bei campionati quest'anno, dai, senza grandissime robe strane. Torniamo al gioco del calcio con divertimento. Ce lo auguriamo, noi sicuramente racconteremo questo calcio, lo sapete, lo continuiamo a raccontare anche d'estate, dal chiosco 3 e non solo, il nostro appuntamento che continua, noi ci rivediamo la prossima settimana, chissà dove saremo in giro per il Friuli Venezia Giulia, ma sempre con base qua a Legnano Pineta, al chiosco 3. Grazie e buona serata. A tutto campo c'è tutto l'anno e fai. Tutto campo non sta mai calmo, tutto al via. A tutto campo c'è tutto